Brenta è uno dei principali fiumi che attraversano la zona di produzione del Prosecco DOC. La riviera che accompagna il tratto finale del suo percorso è famosa per i suoi magnifici paesaggi naturali e per le maestose ville di villeggiatura che le famiglie nobili veneziane costruirono sulle sue sponde tra il XVI e il XVIII secolo. Ci troviamo nell'ultimo tratto del fiume Brenta, chiamato il Naviglio del Brenta, che collega la laguna a sud di Venezia alla città di Padova. È una navigazione molto slow, però è ricca di ponti girevoli e conche di navigazione che sono dei veri e propri ascensori acquei e costellata da numerose ville venete costruite tra la fine del Cinquecento e il Settecento. Villa Foscari, la Malcontenta, è la prima che si trova arrivando dalla laguna di Venezia, che ci lasciamo alle nostre spalle, ed è anche l'unica villa che Andrea Palladio progetta non solo in Riviera del Brenta ma in tutta la provincia di Venezia. E la prossima tappa sarà Villa Widman, che è proprio un gioiello del rococò veneziano. Era la sala da ballo, è piccolina perché piccola era la villa, quindi è tutto proporzionato, poi immagina che era una villa di residenza estiva, quindi le feste, i banchetti, tutto si teneva nel parco e il cavaliere portava qui la dama a danzare. La musica arrivava dai 4 punti più sporgenti della balaustra dove l'orchestra si sistemava e la musica cadeva omogenea con effetto cassa di risonanza nella sala, affrescata da questi splendidi dipinti del Settecento di Giuseppe Angeli. Questa villa nei secoli ha avuto diversi proprietari. Oggi di chi è? Oggi la villa è pubblica, è proprietà della città metropolitana di Venezia. La navigazione sul fiume è lenta, ma richiede perizia ed attenzione e soprattutto una grande esperienza, che a Rudy, da 37 anni impegnato in questa attività, di certo non manca. Francesca, quali altre ville venete vedremo lungo il percorso? La Pisani la Barbariga, la Soranzo, che è l'unica che è restata affrescata esternamente con degli affreschi rinascimentali, e poi la Giovanelli Colonna andando verso Padova. L'ingresso a Padova è stato davvero spettacolare. Siamo passate davanti alle mura rinascimentali e adesso approdiamo proprio a Porta Portello, dove approdavano ai tempi della Serenissima. Grazie Francesca per questa giornata. Io direi di fare un brindisi con un calice di Prosecco DOC Rosé.